Se però entriamo in campo camminando, non difendendo, cedendo rimbalzi su rimbalzi in attacco, come è successo a Firenze, dato qua Poltronieri come vuole, pareggia, come crede, ma credo che un po' di equilibrio ci dovrebbe far dire l'ottimo lavoro di Cutolo, che questo tiro lo ha sempre avuto. Ci ha lasciato incredibilmente solo, ma incredibilmente sbaglia il tiro perché non chiude mai con il polso Simeoli, lascia sempre la palla là. Tripla di May dedicata a quello che si era visto con Firenze l'anno scorso. Ottimo Bianconi e va a attaccare, trova il fallo di Cutolo che è il portatore. Pizzini dovrà essere attento, vi aiuta Tessitori, rischia May l'aveva quasi ripresa la palla, però va da Tessitori, affonderà con una Bimane rischiando di prendere il fallo da Baldirossi, che mentre noi Cucco non si fa ingolosire dalla penetrazione, giustamente. Tessitori ottimo però il raddoppio, ottimo l'aiuto di Kushev, bisogna dire, ma Tessitori perché ce l'ha in canna in questa reazione, però Virtus ha avuto due o tre occasioni per portare il vantaggio sui 15-16 punti, che insomma sarebbe stato veramente importante. Rientra a Pascolo per Bernardi, ma Virtus mi piace, positiva. Ora sarà punita da questa tripla di Caroldi, ne prende 20 contro i 16 di Perugia, 9 in attacco, e anche Pascolo che perde chiaramente Poltronieri. Sì, ha preso bene posizione Poltronieri, è stato spostato Pascolo, ma il concetto non è che sia molto differente. Spizzichini vuole andare ancora da Tessitori contro Visconti, Tessitori guarda un po', fa saltare Visconti, trova molto bene Pascolo che ha il piede sulla linea, ma segna e comunque non ha più 6 la Virtus. Difensiva. E allora Pascolo tira in faccia ed è in striscia Marco Pascolo, del 2000, allenati da Lorenzo Bicchi, agli ordini Lorenzo Bicchi. Qui Cutolo, arresto e tiro con l'uomo in faccia. Il tiro ce l'ha 47 dai primi 2 minuti, da quando è passata zona Perugia sostanzialmente. Cutolo a spalle su May. Sì, poi da quanto questa era una palla che Spizzichini poteva trovare buonamente da 7 metri, troppo facile per lui. 47-45. Non cambia niente per adesso Mecacci, che nei momenti clou della partita cerca di stare col suo quintetto migliore. Tessitori con un movimento da numero 2 incredibile, 2 su 2 truccolo, Cucco è raddoppiato, attenzione Pascolo, esce abbastanza bene la Virtus, ma perché? Ma io dicevo appunto, ma perché no? Ma appunto che è difesa da Spizzichini, un bel movimento spalla a canestro contro anche canestro, ma Giovanni Piccarolo non deve giocare me, che mi sembra veramente in debito fisico. Spizzichini fino in fondo, Tessitori appoggia, più 8 Virtus, non diciamo nulla. Tessitori aiuta e dai Simeoli, Spizzichini qui rischia di subire un fallo, non lo fa, Trucco non deve prendere fallo a tre facce, no, questo fallo veramente non ci voleva. Tiri di distanza, però niente, neanche il secondo. Gira sul ferro ed esce, bisogna adesso difendere senza far fallo il canestro, senza far fallo sul tiro da 3 e magari difendendo anche sui tiratori tipo questo. Una roba pesantissima, 4 secondi e 6 decimi. 4 secondi e 6 decimi. La Virtus la prende Caroldi sta palla, la prende Caroldi, Simeoli non deve far fallo, va dentro invece Caroldi fino in fondo, Tessitori lo stoppa, finisce e la Virtus vince, nonostante